spostare? C'è l'ambulanza. C'è un'ambulanza. Questo, scusate, non era previsto questo. Sta arrivando l'ambulanza? Sì, sta arrivando un'ambulanza. Non ce la fa passare. Chi è? Cos'è? No. Scusate, questa me la sbrigo io, scusi. Ma cosa ci fa lei qua? Buonasera. Cosa applaudite? Cosa applaudite? Non doveva essere sul palco. Lei. Se li lasci applaudire, sai che è pieno di zanzare qui. Più applaudo almeno zanzare si sono in giro. Ma sì, Non lo sapeva. io lo so che se si battono le mani si uccidono le zanzare, però questo non è un posto dove lei doveva salire, questo è un palco. Aperto, qui è una strada, è aperto, sto andando a mangiare una pizzeria nella pizza, lì. Questo è un palco. Questo. Sì. Ah, ho sentito cantare, quello, bellissimo. Perché vuole cantare anche lei. Io, no, Questo non è il karaoke qua. Il pubblico canta da solo. Non restare chiuso qui. No, voglio sentire dopo le 16, di là. Non restare chiuso qui. Però partecipate se dovete. I santo antiochesi non partecipano mai. Non è vero, non è vero. Proviamo qualcos'altro, dai. Vuoi sentire quelli di Iglesias? Dai. Non restare chiuso qui. Sono tutti in piedi, hai visto? Perché sono arrivati tardi. Chi tardi arriva abita lontano. È vero. Dai, qualche altra canzone. Qualche altra canzone. Marina, Marina, Marina. Dai. Solo le donne hanno cantato. Perché sono tutte libere. Hai visto che non ci sono bambini oggi? Non ne fanno. Però non ci sono bambini, ma già ce ne sono genitori, c'è un sacco di gente oggi, eh. Beh, genitori, ma te sempre se ne bisogno a lutto. E comunque, venga qua, Nel venga qua. continente nero, chi ha le palle le facce vedere. Ha Dai, se visto non che si ci dice. sono anche uomini. Se senti bello questo, mi piace Sì, molto. sì, bello. Comunque non va bene che lei salga su questo. Voglio una vita ubriacata, di quelle che compri vino molto lo nascondi sotto il letto, sotto il guardaroba, in cortile, in casa di nonna, così non mi tocca nessuno niente mai. Bella questa. Bella, Di chi è questa? questo è il Fiasco Rossi, Vasco Rossi. è lo stesso, è di Capri su dopo. Bella quella lì. C'era un ragazzo che come me beveva il litro del bottiglione, girava i bar di qua e di là e poi finiva dal medico. Stop col bottiglione, stop col litro, stop, nel petto un cuore più non ha, ma 2 cirrosi o 3. Ram, tam, taram, pam, param, pam, 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 pam. Si è guadagnato anche l'applauso del Ha pubblico, hai visto che roba, una cosa incredibile. Ma perché si tira? Perché io non mi tiro, è che stavo cadendo dietro e mi sono tirato in avanti, perché sennò Ma cado. perché barcolla, scusa? Io poi tiro questo per non tirare questo. Vabbè, va bene, va Va bene. bene così. Va bene. Dai, un'altra canzone. Sei un mirto. Battete le mani però dai. Sei un mirto. Sei un mirto. Bella questa, grazie. Questa è di 2 autori sardi. Degli 883. Ma quelli 883 no. Questa è di Zed e Pires. Hanno fatto un successo a Rodriguez. Non è esattamente, questo è di Max Pezzali. Mac? Pezzali. Vabbè, Zed. Lui, è lui. E comunque guarda, non va bene, lei sta dando un pessimo esempio qua su questo palco. L'alcol la può portare a delle condizioni fisiche pazzesche, può morire da un... Lo sa che me l'ha detto anche un dottore.
può diventare sterile. Anche? Sì. Mamma mia, la sterilità è tremenda. Potente. La potenza, la prepotenza, com'è che si Può chiama? diventare impotente. Io ho un nipote prepotente, cosa si può fare? Lo Dovete- facciamo bene così diventa impotente. No, quindi c'è poco da scherzare, guarda. Un medico mi ha detto il vino lontano dai pasti. Ho provato, l'ho messo in cortile, in fondo, però ogni tanto vado lo stesso a bere. Ma diceva, è un consiglio alimentare, deve tenerlo. L'altro dottore mi ha detto non tiri sul gomito, ho imparato a bere così. Faccia vedere di profilo com'è. Così. Ma Eppure bisogna stare attenti perché bisogna stare molto attenti. è vero. Guardi per esempio questo. Cos'è questa cosa qua? Non può andare in giro con tutto sporco di vino. No, questa è macchia mediterranea. È un vino delle nostre terre. Deve essere buono. Chi lo sa? La macchia mediterranea è un'altra cosa. Chi non lo provo lo dovrei avere. Sì, ma comunque tornando al discorso dell'alcol che può essere pericoloso per la fecondazione dell'uomo, Diceva. ormai però abbiamo la tecnica avanzata. Ormai Ovvero? si usa prendere il seme, ha visto la gallina, non feconda più col gallo. La gallina dice su, capisco, e ti ora bene. E non arriva mai. E anche l'uomo ormai non c'è bisogno più di andare lì a fare, dice devo fare fecondare, no, torni domani, un altro giorno. Gli prendono il seme, lo sa che hanno fatto degli esperimenti ultimamente. L'ingegneria genetica. Hanno preso il seme di uno sportivo, lo spermatozoff, e hanno fatto un portiere, Sirigu. Accidenti, tecnologia avanzata. È sicuro di questo? Sì, questi applaudono perché non hanno provato, vedi. Qui non hanno provato. Poi adesso stanno provando lo spermatozola per vedere se riescono a fare un attaccante. Hanno provato quello di Gigi Riva ma non arriva. Dice che se n'era uno solo. Effettivamente di Gigi c'è. E poi c'è la fecondazione assistita. Sì, Che questo quella è da poco che è qui. Sì, questo ma è io la proprio conoscevo da. Ma è impossibile. Come è È possibile? impossibile, è una cosa Io che andavo modernissima. a casa trovavo mia moglie con un altro e assistiva a tutta la fecondazione. Oh, applaudono solo qui e voi non applaudite che no, poi c'è troppo zitto, guarda. Vabbè, sono in piedi loro, vabbè. Cosa gli stavo dicendo? Di questa cosa che è molto affascinante, ma io non ci credo che Non ci sia. crede? No. Non può essere vero, comunque. Comunque, guarda,